Seconda corsa, un miglio per cavalli di 3 anni, anche qui sono pochi, 6 al via, 1 Euforia, 2 Embassy Wise AS, 3 Elmo Jet, 4 Easter Cav, 5 Elma OP, 6 Eiolo. I favori sono per Embassy Wise AS, Lorenzo Baldi in sediolo. Macchina che accelera, un po' discosti Elmo Jet e anche Eiolo, mentre c'è lotta per il comando con Embassy che si avvantaggia su Elma OP che prova ad attaccarlo. Uscita dalla prima curva con in vantaggio il favorito. In seconda posizione si mantiene Euforia davanti a Easter Cav che serra sotto ma sbaglia, c'è forse un agganciamento anzi probabile con Elma OP. Numero 4 Easter Cav squalificato. E così i primi due hanno preso vantaggio e si distaccano in avanti, seguiti da Eiolo che segue a una ventina di metri. La quarta posizione per Elmo Jet che a sua volta aveva avuto qualche problema. Intanto il favorito in vantaggio, Euforia in seconda posizione. In terza più discosto Eiolo e i 4 superstiti praticamente completano i primi 600 metri di gara. Non succede nulla ovviamente, anche qui campo ridotto e 2 rotture subito in partenza. Gli 800 intanto se ne vanno in 1-1-7 con Embassy Wise AS, sempre tallonato da Euforia, la terza posizione più indietro per Eiolo che non riesce ad avvicinare i primi due. E il chilometro va via in 1,17,5 con Eiolo che ora è quasi a tiro dei primi due. Embassy Wise però riprende ad accelerare, in scia c'è sempre Euforia, poi Eiolo e a 400 dalla conclusione c'è un parziale in 15,4 da parte di Embassy Wise AS. La figlia di Marajà che affronta al comando la retta d'arrivo, inseguita a un paio di lunghezze da Euforia che ha perso il contatto, ora prova ancora a rifarsi sotto, ma Embassy Wise AS controlla e vince autorevolmente. Secondo posto per Euforia, al terzo Eiolo. Lascia più indietro Elmo Jet, 1.16.9 ragguaglio conclusivo, 37 a chiudere, vittoria per Embassy Wise AS dopo alcuni buoni piazzamenti, l'allieva di Lorenzo Baldi che era anche in sediolo per conto della scuderia Regina Orsis, viene a vincere nettamente questa seconda corsa, quindi doppio in apertura per il training di Lorenzo Baldi.